Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è sabato 25 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 19:55. La luna si leva alle 12:11 e cala alle 2:48. Oggi la Chiesa celebra San Marco Evangelista. Il nome Marco è strettamente legato alla mitologia classica, infatti deriva dal dio romano della guerra, Marte. Può quindi essere interpretato come dedicato a Marte o, per estensione, guerriero. Il 25 aprile è per noi italiani la festa della liberazione, una data fondamentale che celebra la fine dell'occupazione nazista e la caduta definitiva del regime fascista nel 1945. È il giorno in cui onoriamo la resistenza ai partigiani che hanno lottato per restituirci la libertà. Come ogni anno le celebrazioni culminano nel solenne omaggio del Presidente della Repubblica al milite ignoto, presso l'altare della Patria a Roma. Al Pacino celebra oggi i suoi 86 anni. Vero titano della storia del cinema, ha dato volto e anima a personaggi indimenticabili in capolavori come Il Padrino, Scarface e The Irishman. Nel 1993 ha vinto l'Oscar come miglior attore per la sua straordinaria interpretazione in Scent of a Woman, Profumo di donna. Felipe Massa compie oggi 45 anni. L'ex pilota brasiliano è rimasto nel cuore dei tifosi della Ferrari, con cui ha sfiorato il titolo mondiale nel 2008. Primo pilota mondiale a riuscirci dopo il mitico Ayrton Senna. Andrea Vianello, giornalista e autore televisivo, festeggia oggi i suoi 65 anni. Dalla conduzione di programmi di successo come Mi manda Rai 3 alla direzione di Rai 3 fino ai vertici di Rai 1. Vianello è da decenni una firma autorevole dell'informazione e del racconto dell'attualità italiana. Cosa accadde esattamente il 25 aprile del 1945? Fu il giorno in cui il Comitato della Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati. La scelta di questa data come festa nazionale fu sancita ufficialmente nel 1946 dal governo di Alcide De Gasperi, diventando così il simbolo della rinascita democratica del nostro paese. Se i tuoi bicchieri sembrano sempre nebbiosi a causa del calcare, immergili per 15 minuti in una bacinella con acqua calda e aceto bianco. L'opacità sparirà come per magia e torneranno brillanti come se fossero nuovi di zecca. Il 25 aprile 1959 venne registrato in Congo quello che, anni dopo, verrà identificato come il primo caso accertato di AIDS. All'epoca la malattia era del tutto ignota, ci sono voluti infatti 3 decenni di ricerca scientifica per isolare il virus dell'HIV e comprendere la natura di questa pandemia. Una vera e propria sfida medica che continua ancora oggi a 67 anni da quel primo caso silenzioso. Sapete da dove viene la parola bidello? Deriva dal latino medievale bidellus e indicava originariamente un messaggero o un banditore. Furono gli studenti francesi dell'Università di Bologna a introdurre il termine in Italia. Nel Medioevo, infatti, il bidello era una figura di grande prestigio, godeva di esenzioni fiscali, aveva il compito d'onore di mantenere l'ordine e gestire le cerimonie accademiche ufficiali. Torquato Tasso. Nel 1579, durante una festa regale alla corte di Ferrara, il grande poeta della Gerusalemme liberata fece irruzione invendo contro gli ospiti. Era il segno drammatico di una mania di persecuzione che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Tasso viveva nel costante terrore di essere spiato o tradito, tanto da aggredire un servo e girovagare per l'Italia in incognito, arrivando persino a fingersi morto davanti alla sorella per testarne l'affetto. Un genio immenso, prigioniero però della propria inquietudine. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. In questo sabato di festa io vi auguro di trasformarvi e di volare in alto con coraggio, proprio come le farfalle. Grazie per aver passato questo tempo con me, io vi aspetto sempre qui anche domani per un nuovo appuntamento con l'Almanacco. Buon 25 aprile e buona giornata dalla vostra Jaire.